questa sera per la finale, per il primo e secondo posto delle Final Four Under 15 si sfidano la Virtus Antocasa contro il Basket Piani Bolzano. Vado a presentare la squadra ospite con il numero 4 Menegon Simone, con il numero 5 Roberto Guerrero, 6 Benedicona, 7 Ugo Rampicesi, 8 Valencia Massimiliano, 9 Rufino Alessandro, 12 Federico, 13 Leone, con il 15 capitano Giorgio, 17 Giuliano Alessandro, 18 Giuliano Petro, Vado a presentare la squadra di casa con il numero 3 Torrisi Leonardo, numero 6 capitano Leonardo Federico, numero 11 Giorgio Massimo, 17 Capriola Davide, 21 Gigi, 23 Gabriele Riccardo, 29 Caterina Mattia, 33 Fernando Messicano, 34 Pietro, 37 Contino Giovanna e con 38 Antonio Alessandro. Arbitra l'incontro Salvo Bellani e Fantini Luca. Al cronometri Elettrica Lorenzo e Rosa Professor Jacopo. Buona partita a tutti!
corso di questa stagione dobbiamo essere veramente molto orgogliosi a questa serata e noi siamo particolarmente orgogliosi anche per questo la palestra Lega a seguire questo ragazzo che veramente ci ha messo l'anima l'entusiasmo incredibile. Penso che anche il ragazzo di giovani che lo so è stato un bellissimo esempio. Penso che questa sera anche abbiamo ascoltato veramente anche l'atteggiamento sportivo del pubblico, c'è stato un bel accettamento caloroso da parte di tutti, questo è un aspetto molto importante che porta avanti il nostro movimento gestistico. Quindi grazie a tutti quanti per le persone che sono state qui presenti. Allora, io volevo partire a premiare la squadra seconda classificata del campionato regionale Under 15 dopo veramente vi chiedo un grandissimo applauso di nuovo per questa bellissima prestazione questa sera che ho messo l'anima il cuore bravo Enzo! Uno di loro da attenzione, siamo a premiare la squadra prima classificata del campionato